Buongiorno cari amici, oggi ci troviamo all'esterno della cantina. La settimana scorsa avevamo dato un cenno Viviano per quanto riguarda la spumatizzazione e abbiamo parlato della ribolla. Esatto. Oggi invece vi parleremo un po' del suo competitor, che è il Prosecco, nel caso nostro il Prosecco DOC. Viviano, raccontaci un po' della storia del Prosecco. Il Prosecco prende nome dall'omonimo paese in provincia di Trieste, Prosecco, per poi i primi documenti si trovano addirittura anche nel 300, nel 400, nel 500, mentre poi è stato abbandonato dalla parte dei Colli e dal Friuli orientale e si è ritrovato poi nel Veneto e quindi come adesso l'odierna zona di Conegliano, comunque Valdobbiadene è la culla adesso del Prosecco. Senti, noi apparteniamo alla parte del Friuli, Esatto. nella provincia di Pordenone, siamo nella zona DOC Prosecco. Sì. E il Prosecco prende il nome, appunto hai detto giusto, del paese Prosecco in provincia di Trieste, ma non è fatto di uve Prosecco. Sì, il vino Prosecco non è ottenuto da uve Prosecco, ma è ottenuto da uve Glera, per cui è questo vitigno a bacca bianca che si ritrova nel Friuli e nel Veneto. Non solo si ottiene col 100% di uve Glera, ma il Prosecco si può ottenere anche con dei tagli, no? Di uve. Sì, esatto, può essere tagliato sia con il Pinot Grigio sia con lo Chardonnay, quindi due varietà che sono molto presenti in Veneto e in Friuli. Ma perché viene tagliato con queste due varietà? Soprattutto per dargli altri gusti, dargli una complessità maggiore, perché il Pinot Grigio e il Chardonnay sono vini di maggior struttura rispetto al Glera. Adesso entriamo nel vivo del Prosecco, della lavorazione del Prosecco. Ed esattamente volevo chiederti esattamente com'è la lavorazione del Prosecco, come avviene? La lavorazione avviene in due fasi. Allora, in vendemmia c'è la prima vinificazione, quindi la vinificazione del vino base. Nell'uve Glera si fa una semplice vinificazione come una vinificazione per tutti i vini fermi. Mentre poi, più tardi, dopo aver effettuato stabilizzazione, si effettua la seconda fermentazione, quindi una rifermentazione, che viene effettuata dentro le autoclavi, non all'interno di vasche normali, poiché la seconda fermentazione serve appunto per andare in sovrappressione, quindi generare la bolla. Bene, parlami un po' della seconda fase, di quello che è la spumatizzazione. Sì, allora il vino base, dopo aver effettuato la stabilità proteica e tartarica, viene filtrato e posto in autoclave. In questo punto vengono aggiunti i zuccheri e viene aggiunti anche i lieviti, quindi per effettuare una seconda fermentazione che avviene in un ambiente alcolico, ma avviene in un ambiente anche a tenuta stagna, per cui la CO2 prodotta resta all'interno del vino e questo genera pressione, creando così le bollicine. Bene Viviano, alle nostre spalle abbiamo l'autoclavi e siamo pronti per spumatizzare, per cui rimanete con noi perché nel prossimo video inizieremo a documentarvi tutto quello che è la fase di spumatizzazione e la preparazione del piede, giusto? Esatto. Ok, un saluto dalla cantina, ciao e a presto! Volevamo fare un fuori onda, perché Viviano lo vedete un po' preoccupato, ma in realtà ci sta nascondendo qualcosa. Non è vero. Non so cosa stai dicendo. Tu Viviano stai guardando qualcosa di particolare, esattamente. Io sì, guardo tante cose particolari. Viviano attualmente sta correndo su un 4 ruote, ma nel prossimo futuro documenteremo anche questa cosa, che Viviano passerà con le 2 ruote, per cui rimanete con noi. Ciao!